perché noi non siamo gli uomini degli slogan, noi non siamo gli uomini delle chiacchiere, siamo attenti al territorio e alla nostra gente. Ieri la Lega bufalina che qui viene a raccontare le balle e a Roma va a fare la serva come a Milano, in commissione bilancio ha votato contro ha votato una proposta banale, il minimo che doveva fare, contro la sospensione delle tasse agli alluvionati del Veneto per 11-12 mesi. Vergogna! Questo che è un fatto politico di cui la gente deve avere consapevolezza. Ce n'è un altro fatto politico che ci è di esempio. Andate, dicano i vicentini che vadano a Riese Pio X, dove hanno subito una tromba d'aria 2 anni fa, sapere quanti soldi gli hanno dato. Niente! Vergogna! 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 E non basta, perché attenzione che noi non siamo contro, siamo in favore del Veneto e della nostra terra. Non siamo qui per bruciare nessuna bandiera, anche la più sciocca e anche quella che ci sta prendendo in giro dalla Padania. Noi siamo qui per sostenere un progetto, un'idea, un'iniziativa che ci porterà all'indipendenza. Guardate che ne abbiamo anche per quelli che sono della sinistra. Il PD, che anche in questa città di governo, in Sicilia, sostiene un presidente che è indagato per associazione esterna con la mafia, concorso esterno in associazione mafiosa. L'Italia è tutta uguale, è inaffidabile. A Roma non si combina nulla. Bossi sta a Roma perché è uguale a loro, non c'entra più con nulla del nostro territorio, bisogna espellerlo dal Veneto. La vacca padana va a portare il latte a Roma e la carne dei suoi figli all'estero. Bravo! Ci stanno fregando. La vacca padana è contro il Veneto, viene a mangiare qua e porta il latte a Roma. È ora di finirla con questa storia. Il Veneto non perdona! Lega, ladrona! Il Veneto non perdona! Lega, ladrona! Il Veneto non perdona! Noi chiediamo ai veneti di essere attenti alla loro sorte, di essere con noi nel rivendicare il diritto all'autodeterminazione di questo popolo. Diceva prima Gianluca, presentandomi forse anche con eccesso di aggettivazioni, nel 1998, 24 aprile 1998, riuscì a far approvare il Consiglio regionale del Veneto 12 anni fa una risoluzione che è storica perché ha riconosciuto nella sede più alta politica del nostro territorio, il Veneto, l'attuale Consiglio regionale che diventerà domani il nostro Parlamento, ha riconosciuto a maggioranza il diritto all'autodeterminazione del nostro popolo. E sapete chi fu quell'uomo mascalzone politico che per primo la rinnegò? Fu l'uomo di Cassano Magnago, quello al quale i nostri pseudopolitici, da Gobbo a Zaia e a tutti gli altri riverenti, si inchinano settimanalmente per salvare una posizione che è di sudditanza vergognosa. Veneto, Stato indipendente! Veneto, Stato indipendente! Veneto, Stato indipendente! Questa gente dobbiamo però stare attenti a non condannarla a priori, dobbiamo prendere le distanze perché sono inconsapevoli del danno che stanno facendo, sono incapaci politicamente, rappresentano talvolta anche benino, più spesso male, perché servi politicamente delle scelte amministrative di cui però non sono i padroni del momento politico. Gobbo e Zaia non sono nulla politicamente. Il Veneto, ed ho finito, vuole impossessarsi dello strumento della scelta politica. Le scelte politiche in Veneto le dobbiamo fare noi. Basta servi di Roma o di Milano, è la stessa cosa. Noi della Padania ce l'attacchiamo sotto i tacchi. Bravo! Veneto, Stato Indipendente! Veneto, Stato indipendente! Veneto, Stato indipendente. Io mi
Mi fermo qua perché altrimenti il cuore mi scoppia, ma è un cuore orgoglioso che vuol trasmettere a voi quello che c'è dietro, una vibrazione che ci porterà presto, presto ad essere quella valanga di cui dicevo all'inizio. Vinceremo questa sfida perché è una sfida che è fatta col cuore, dal popolo, dalla base. Finalmente è partito il Veneto Stato, il resto sono balle, le balle della Lega se le tengano a Milano e a Roma, noi faremo da soli. Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Grazie a voi tutti, viva San Marco! Viva!